Si è conclusa a Venezia la 2 giorni del Forum internazionale dedicato alla transizione sostenibile del settore moda, terza edizione. Il tema che stiamo vivendo anche oggi in questo convegno sia quello di condividere le esperienze che le aziende stanno facendo, perché la sostenibilità non si fa da soli, può essere l'abbrivio, il buon esempio, però solo mettendo assieme le buone esperienze delle filiere o delle aziende dello stesso distretto, dello stesso comparto, possono portare a dei benefici per il sistema. Produrre capi e accessori durevoli e riciclabili tra i messaggi lanciati all'isola di San Giorgio presso la Fondazione Giorgio Cini. Siamo aziende e quindi qualsiasi azione che noi facciamo ha un impatto. L'obiettivo è quello di minimizzarlo, quindi fondamentalmente quello di cercare di fare meglio con meno. Sostenibilità nel campo della moda anche come cambio di mentalità, sia da parte delle aziende ma anche da parte del consumatore. Chiede trasparenza nella descrizione del prodotto, materiale, filiera e del riciclo. Obiettivo: superare il ritardo di 8 anni nelle sfide green. Se teniamo questo trend e questa derivata rispetto agli obiettivi dell'agenda, degli obiettivi della sostenibilità del 2030, siamo un po' in ritardo, quindi bisogna accelerare assolutamente.